Eder, Mac, Pallister. Sono venuto qua verso l'1:30, sono entrato in casa e mi sono accorto che c'erano i telefonini, perciò diciamo non mi sono più di tanto preoccupato, non ho pensato niente di particolare. Passa alle 4, passa alle 5, passa alle 6 e ho visto che aveva lasciato i telefoni qua. Allora ho detto, ma strano, ho detto, no? Perché può capitare, mi è successo anche a me. Mi sono un po' meravigliato, ma però non mi sono creato problemi. I telefoni trovati alle ore 13 o i telefoni trovati nel tardo pomeriggio, ma una certezza, i telefoni, quindi plurale. Ma quello che conta ovviamente è quello che verrà poi messo agli atti durante la denuncia fatta la sera. E lì i telefoni, chissà perché, diventano il telefono singolare. È importante anche notare che in quella denuncia si fa presente che i soldi non mancano da casa. Quando sono rincassato, mia moglie non era in casa, ma mi sono accorto che aveva lasciato il suo cellulare su un tavolino in soggiorno. Non mi sono stupito né che avesse dimenticato il cellulare a casa, poiché era successo altre volte, né che fosse uscita senza avvertirmi, poiché capita spesso che omettiamo di avvertire se uno dei due esce di casa, essendo piuttosto indipendenti. Posso però asserire con certezza che non ha portato via nessun indumento, né i soldi che teniamo in un posto specifico all'interno dell'appartamento. Tengo a precisare che mia moglie, prima di lasciare l'appartamento, ha chiuso la porta a chiave, pertanto dovrebbe avere le chiavi di casa. Nella denuncia afferma che lei deve avere le chiavi con sé, ma il 22 dicembre, quindi prima del ritrovamento, non si sa su quale base, affermerà invece che le chiavi sono sparite. Sarebbe logico in quel momento pensare che le chiavi sono con Liliana. Ma le chiavi di casa, effetti personali, Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.